Pronta? Ah. Ehi. Ehi.
Presente Sciacchetto 31 che quindi fermo che pare sin invitiamo tutti a non continuare a spostarsi verso quella zona, se no non iniziate mai. Non di stare qua. E se possiamo andare ad avvisare quelli di
Quindi che lo cortindre. Ma non fate firmano di Stato. Finalmente sai che questa volta. Invito le organizzazioni che hanno aderito nella pagina ufficiale, se vogliono intervenire, di avvicinarsi qua da Luise Ducaria.
Ehi. 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 Ripeto, chi ha aderito alla manifestazione nella pagina ufficiale e vuole intervenire deve avvicinarsi da Pierluigi Caria in Oche Sutta. Adesso apriamo la serie degli interventi. Parleranno prima gli organizzatori di questa manifestazione, chi ha lavorato al tavolo dell'organizzazione, e poi io elencherò chi deve parlare e si avvicineranno qua sotto. Inizia Pierfranco De Vias de Amanca Pros Independencia. Senti. Scusate, quelli che stanno suonando, se ci fanno il piacere di intervenire un attimo, se glielo dite. Sono stamburoso. Grazie. Scusate. Si può unire allora si possono trovare manera adesso sto tu parisi, si può tazzapare esa manera adesso sto tu parisi, e quando siamo sto tu parisi curdo stimane viene quando siamo sto tu paris come te timane, bloccano esercitazioni, si costituiscono parte civile, diretto, tavoli di trattativa, parliamo, no, come non fa vediamo, come fa Chimusu, su momento che ambito che stiamo cominciando a nos unire tutto canto, hanno già cominciato a inventare esa manera di non dividere tutto canto. Noi siamo in che pronare che non ne queremos prur bases e isso dobbiamo minimare. No, non è vero, non è proprio che non ne queremos un pacco in manco, ne queremos 7.000 ettari, ma il resto lo lasciamo. Noi non siamo per la gestione controllata dello stupro, no, noi queremos totus a Sardegna pro noi sì! L'importante è che nos aumentamos, que como estamos começando no caminho todo Parisi. Nos aumentamos e os próximos meses, quando vamos a organizar outras manifestações hermanas e fintas por hermanas de custa. E debemos seguir a ser unidos e que esas coisas que estamos pedindo são sempre blocco de todas as exercitações. Serrare totus os polígonos de Sardegna, totus, non uno o due o esater un uno, totus. E treze che queremos, che la terra nostra sia torra bonificata de Sabuzaca e Soro, che l'hanno bruttata. Esa terra si è torrada a esas comunidades que la depan impreare come te queren issos.
non siamo disposti a fare mediazione de nulla. Sa terra sarda a su popolo sardo. Adios, indipendenza. Come a fa vedere che stanno composto di Sardegna Nazione Indipendenza. Scusate, che oggi è al ballo, sono nostro e non lo facciamo noi. Sì. Mi ponzo in divisa di guerra, che in questa terra va due interessi in condierra. Uno è un interesse di conquista e l'altro è un interesse naturale. Uno è un diritto di conquista e l'altro è un diritto naturale. Su Stato italiano è un diritto di conquista, è l'ultimo conquistatore, l'ultimo dominatore e ha diritto in questa terra che l'ha conquistata. Noi siamo il figlio di questo popolo, di questa terra, siamo nasciti in ocche e abbiamo il diritto naturale di la difendere. Ecco poi siamo in ocche, ecco poi la nazione sarda è in ocche che oggi Don Sardo ha inteso di essere parte indispensabile di un individuo che si narra nazione sarda. Oggi Don Zuno si è reso conto che se gli manca a questa nazione uno podiche, uno pilo, uno pede, questa nazione non cammina. Oggi siamo tutti parte indispensabile di questa nazione. E questa nazione ha deciso che sopra è questa servitù militare che gravana sopra questa terra nostra per una cosa non più da sostenere. Ha deciso di bortulare la mesa tricolore, ha deciso che non è espruso tempo di battere il pugno sul tavolo per accettare il tavolo. Oggi questa mesa ha bisogno della bortulare, che non è una mesa giusta, in questa mesa decidi sempre sul dominatore e deciditi facendo gli interessi suoi. E come è chiaro che questi interessi, gli interessi del Stato italiano in Sardegna, sono in netto contrasto con gli interessi di questa nazione, non sono mediabili. Non esiste una mediazione, non possiamo cercare una via di mezzo. Noi queremos che questa nazione abbia la plena sovrania del suo territorio nazionale suo. Non possiamo sopportare che il 70% del suo vincolo demaniale militare sia in Sardegna. Noi siamo Zamuroa dell'Italia. Bene, noi non queremos essere Zamuroa dell'Italia. Noi queremos essere una terra dai non parti ni columbal de pace e no aereo de guerra e bombas a procura manche a destra, bombas amicas o bombas nemicas. Ma te differenzia che pro un piscinetto chi moriti per una bomba amica o per una bomba nemica. Bene, noi non queremo che nessuno parmo di questa terra serva pruso per paura e morte in nessun'altra parte del suo mondo. Adioso, compantoso. Come a fa vedere Mariella Cao, gettiamo le basi. Si prepara a parlare il comitato su Giasso e poi Progress. Finalmente il detto sardo
Su questo abbiamo puntato nei nostri 18 anni di vita, sul fatto che la saggezza popolare avesse ragione, che quando parlando dei sardi dice, così si sente? Uno, due, tre. Si sente? Allora ripetiamo il detto sardo: salinna bomola, triga da pigai fuoco, ma cantuteni boca pampa manna, avevano ragione i nostri. Oggi vediamo, noi sta ancora a manna. E sta ancora pittichedda sa vampa, è stata bogai de Prusu. Cosa si può fare? Intanto ci sentiamo chiedere. Allora, non c'è niente da inventarci. Le leggi ci sono. Noi oggi stiamo dando l'occasione al nostro ministro di rientrare finalmente nell'ambito della legalità, perché tutti i ministri della difesa che ci sono stati dal 90 sino ad oggi hanno operato in piena illegalità, perché la legge italiana, che nessuno vuole vedere, però esiste, è la legge 898 del 76, modificata dalla 104 del 1990, impone al ministro di rendere la Sardegna uguale alle altre regioni italiane in termini di gravami militari, che la legge definisce causa di danno economico e sociale. La legge vecchia di danno ambientale ancora non si parlava, tantomeno di disastro sanitario. Questo è emerso grazie all'attenzione dei comitati e dei cittadini organizzati o che hanno operato singolarmente. Il ministro quest'obbligo l'ha regolarmente ignorato e la regione sarda ha sempre finto di non conoscere questi estremi di legge. Oggi si parla di riduzione. Riduzione rispetto a che cosa? Riduco di 1 metro quadro, di 2 ettari. La riduzione è presto fatta ai sensi di legge. Dobbiamo essere resi uguali alle altre regioni, perché lo dice la Costituzione e lo dicono le leggi. Facendo i conti della serva, le installazioni militari, il demanio, in tutta Italia sono 40.000 ettari più o meno. Di questi noi ne abbiamo 25.000, i restanti 16 circa sono sparsi dalle Alpi alla Sicilia. Quindi 40.000 diviso il numero delle regioni fa che noi ci dobbiamo liberare come minimo di 20.000 ettari, tradotto 13.000 Quirra, 7.200 Teulada, 1.400 Capofrasca, grosso modo. E cosa ci propone oggi la nostra classe politica? Di liberare Capofrasca e Teulada quando? E in cambio potenziare Quirra. Scusate, questa si chiama apologia di reato. Oh. Sì. Però questo me lo togli, non me lo fai contare nei 5 minuti. Il diritto all'uguaglianza è indivisibile. Su questo mi fa piacere che confluiscano tante anime, perché questa è lotta per l'ambiente, per la salute, che ci stanno colpendo, ci hanno già colpiti a livello di DNA, è lotta contro lo strangolamento economico ed è lotta soprattutto per un modello di difesa diverso, il modello che ci hanno imposto. Se vuoi la pace prepara la guerra, ha 3.000 anni di fallimento
è stato bocciato dai padri costituzionali quando hanno posto il principio: l'Italia ripudia la guerra. Se l'Italia, per ripudiare la guerra, deve ripudiare le basi della guerra. Ha ragione il ministro quando dice: questi poligoni sono i gioielli della corona. Appunto per questo se ne devono andare, perché senza l'apporto della Sardegna nessuna guerra nel Mediterraneo sarebbe possibile. Questa è la nostra cosa. Le esigenze della società civile sono per legge sullo stesso piano delle cosiddette esigenze del Ministero della Guerra. Tradotto, cosa vogliamo? Concedere al Ministro l'opportunità di rientrare nell'ambito della legalità, e alla nostra classe dirigente, sappiamo che qui ci sono vari pezzi da 90, gli chiediamo di mettersi in ascolto, ascoltare quello che ha da dire la gente, da cui sono stati sempre abissalmente distanti, che sul problema dell'occupazione militare, diciamo, hanno chiuso occhi, si sono tagliati la lingua, giusto quando riusciamo a stanarli con grosse manifestazioni, dicono qualcosa. La lotta è nostra, questo è il ruolo che dobbiamo avere. Gianfranco Sollai, si prepari il comitato No Radar, no scusate, Progress, comitato No Radar e poi Sucis in lotta. Vi chiedo di stare dentro i 5 minuti, per favore Gianfranco. Questa indipendenza, questa grande folla deve farci riflettere, perché mi sono chiesto e ci dobbiamo chiedere perché tanta gente. E allora la risposta che io mi do è perché non siamo rappresentati. Non mi stupisce che lo Stato italiano non abbia fatto e non faccia gli interessi di quest'isola. Non è solo per le basi militari, ma quello che più mi stupisce è che i rappresentanti che vengono eletti e che rappresentano la regione e si sono susseguite un po' tutte le forze politiche non abbiano mai fatto gli interessi dei sardi. Questo deve farci riflettere. Oggi sono qua presenti, ce ne sono tanti presenti, sono venuti anche etichettati e allora io non so, io li considero complici, perché sino a oggi io non credo che si siano ravveduti in così breve tempo. Io accetto il ravvedimento. Capita che i criminali si ravvedano e va bene, ma non in così breve tempo. E allora io vi voglio dire questo. Io rappresento qua Sugiassu, però sono anche avvocato di parte civile nel procedimento penale pendente presso il Tribunale di Lanusei. Siamo riusciti a far rinviare a giudizio tutti i comandanti che si sono susseguiti dal 2002 sino a oggi nella base.
siamo riusciti, nonostante fosse indicato come parte offesa, il Ministero della Difesa era stato indicato come parte offesa nel procedimento penale, siamo invece riusciti a fargli assumere il ruolo di responsabile civile, quantomeno responsabile civile. Non ho la possibilità di formulare capi di imputazione e quindi di imputargli la responsabilità, altrimenti l'avremmo fatta. Però intanto gli abbiamo attribuito sicuramente una responsabilità molto importante. E allora io voglio dirvi questo per lasciare spazio agli altri. Presentiamoci tutti, presentiamoci il 23 all'Anusei in occasione del dibattimento. Dobbiamo dare un segno di grande forza, di grande coraggio e di determinazione. E anche se non è tempo di elezioni, dobbiamo sbattere fuori quelli che non ci rappresentano. Vi saluto. Salute a tutti. Vabbè. Ma quanti siamo? Siamo da veramente tantissimi. Incredibile. Incredibile. Questa è in assoluto la manifestazione contro le servitù militari più partecipata a cui abbia mai preso parte. Incredibile. Non l'avremmo mai detto, ma ci speravamo. Vedere poi tutte queste bandiere indipendentiste sventolare insieme, quasi mi commuovo. Dico quasi perché non siamo qua per commuoverci. Oggi qua siamo per dire tre cose. Dismissione totale di tutti i poligoni militari presenti in Sardegna. Bonifica a terra come a mare di tutta la distruzione che è stata arrecata da 40 anni di bombardamenti indiscriminati. E riconversione economica, perché non si può vedere una zona come questa che è un paradiso adibita quasi a discarica. Io trovo, per me parlare qui a Frasca è particolare, lo sento in maniera particolare, perché io appartengo a questo territorio. Io sono di Oristano, vivo ad Oristano, mio padre poi è di Arbus, e quindi ho frequentato questi luoghi fin da quando ero bambino. E mi capitava di chiedere a mio padre, ma cosa c'è? Perché lì, quella zona non si può entrare? Ma al tempo, quando eravamo ragazzini, mio padre lo stesso non sapeva cosa rispondere, diceva semplicemente esercitazioni, una parola assolutamente vaga che non ti faceva capire minimamente di tutto quello che stavano facendo là dentro. Però delle risposte arrivavano direttamente da Capofrasca, sotto forma di onda d'urto. Sapete cos'è l'onda d'urto? È lo spostamento d'aria che si verifica quando esplode un ordigno. Bene, arrivava fino alle finestre di casa mia, del mio palazzo ad Oristano, e tremavano i vetri fino a quasi a scoppiare. Oggi però, anche nell'immaginario degli oristanesi, Capofrasca è un non luogo, lo dobbiamo dire. Per noi oristanesi il golfo di Oristano è un solo braccio, quello a Capo San Marco, quello a nord. Capofrasca non esiste, un non luogo, una cosa folle. E dicevo quindi che noi dobbiamo per forza fare qualcosa, non possiamo stare fermi così. E questa giornata come oggi con 5.000 persone, adesso io non so, vedo una fila enorme fino al paese di Sant'Antonio. È incredibile, è incredibile. È incredibile. Però voglio dire una cosa, davanti a questa manifestazione di folla, la regione cosa sta facendo? L'esecutivo Pigliaro cosa sta facendo? Purtroppo assistiamo a una serie di iniziative, di tentativi che parlano di riequilibrio, parola assurda, parola veramente poco dignitosa. Sentiamo parlare Pigliaro una volta di riequilibrio, una volta di chiudere 2 poligoni su 3
Un'altra volta ancora, colpo di genio, una decurtazione del 21%. Manco stessimo scorporando l'IVA. Ma cosa si deve scorporare? Il 21%. Ma cosa vuol dire? Qua si deve solo chiudere immediatamente. Il tavolo di trattativa deve partire da questa base. I poligoni vanno chiusi per sempre. Fine dei giochi. Concludo perché comunque dobbiamo lasciare spazio a tutti di intervenire e le persone sono veramente tante. Il mio augurio, cioè il mio obiettivo chiaramente è di iniziare subito da Frasca e chiuderlo. Il mio augurio è che il prima possibile noi possiamo varcare quei cancelli tutti insieme con le nostre bandiere, andare davanti al bellissimo promontorio di Capo Frasca che nessuno di noi conosce e piazzare le nostre bandiere nazionali, quella dell'albero, quella dei quattro muri, le uniche che rappresentano i sardi. Le uniche che rappresentano i sardi. E allora quel giorno potremo dire: questa terra è nostra. Grazie a tutti, vinta la Repubblica. Adesso parlerà Marina Angius del Comitato Onoradar, Capopecora. Si prepari Manolo Mureddu del Sulcis in lotta. Luigi Piga per il fronte indipendentista e Giacomo Meloni per la CSS e poi Cida poi mi dici chi interviene. Salve a tutti, è bello vedere che siamo in tanti oggi. Io sono qui per portare la testimonianza di una lotta vincente, avvenuta 3 anni fa. Ancora? Di una lotta vincente. Allora, avvenuta 3 anni fa, come dicevo. Eravamo 4 paesi interessati nell'installazione di radar militari. Ci siamo uniti, abbiamo fatto rete e siamo riusciti ad arrivare ad una vittoria. E questo, cioè, quello che voglio dire è che con l'unione possiamo farcela e non vogliamo qui. Lo vogliamo da un'altra parte. La nostra forza è stata né qui né altrove, perciò non la vogliamo da nessuna parte, né qui né altrove. Inoltre, noi non vogliamo essere testimoni e complici di genocidi. Vogliamo che la nostra terra sia una terra di pace. Grazie. Intanto voglio chiedere al movimento delle pastori sardi se vogliono intervenire. Sono in scaletta, si avvicinino qua. Manolo Mureddu, Sulcis in lotta. Buonasera a tutti. Io voglio iniziare il mio discorso, che sarà veloce per non togliere tempo a tutti coloro che dovranno intervenire, chiedendo un applauso per i veri organizzatori di questo evento, e cioè i movimenti e partiti indipendentisti, e non tutti coloro che poi si sono avvicinati e si sono allineati a questa grande manifestazione di popolo. Io provengo dal Sulcis, una terra di lotta, una terra disastrata, una terra dove abbiamo dovuto subire di tutto e di più. Abbiamo fatto scappare i ministri perché ci hanno portato via la speranza e siamo stufi di essere dipendenti di questo sistema. Sono qui oggi per dire basta alla dipendenza, per dire basta alle discriminazioni, per dire basta a uno Stato centrale che in Sardegna ci sta portando via il futuro. E per questo io sono qui contro le servitù, ma soprattutto contro questa colonizzazione. Lo dobbiamo dire chiaro e tondo, dobbiamo partire da qui per dire basta e per dire che la Sardegna deve essere indipendente per noi e per i nostri figli. Grazie. Allora adesso interverrà Luigi Piga del Fronte Indipendentista Unito, poi dopo Giacomo Meloni della CSS e poi Andrea Pili per Scida. Grazie Riccardo. Vorrei già fare da Angaduresu, ma rete a comprendere una tessi, vero?
Sapete per chi comprendete? Per chi siamo una nazione, non siamo una regione dello Stato italiano, siamo una nazione. Fatta questa premessa, e di rispondere oggi a tutto lo che abbiamo letto in questi dì, l'hanno detta un po' di compagni prima di me, riequilibrare, mediare, controllare, no, basta, 10, 20, 30 anni fa forse si poteva fare questa cosa, se non hanno avuto l'interesse di farlo fino ad oggi, la NATO non li permetterà mai di dare negli interessi pure umani, e non cambierà mai nulla, solo noi ci potremo fare carico degli interessi nostri, solo noi. Quanto saremo oggi? 5.000, 10.000? Hai letto Pratobello? Un'altra Pratobello è possibile? No, sarà bello meglio di Pratobello. Perché non farete più a punire i piedi. Questo è sicuro. Non l'aremo a video a Bali, non sarà domani, perché sarà macchi proponifi, che saremo domani indipendenti. Ma se da un capo non cominciamo, a un capo non arriviamo. Questo è fuori di dubbio. Questo è fuori di dubbio. Ma no, lo ha faidato che un bel sono venuti a farsi la passerella. Vero. Ammettetevi che chi si fa sani fatto la passerella. Pure si vi pone la mano innanzi alla spada oggi a dirgli che le dispiace quando i nostri figlioli muoiono di leucemia a cultare i poligoni. Soli Mattessi che 20 di fa hanno aumentato lo piumbo a 100 volte tanto, proprio Chinci, Arbo, San Nicolò Arcidano e tutte le zone limitrofi dei poligoni. E l'hanno votato Idi, non l'hanno votato gli indipendentisti. Non vi pido a bello tempo, perché gente pa una volta ce ne ha bello e speriamo che sia sempre così. E mo di continuare già dal 23 all'anno 6, perché quello che è successo a Quirra è un genocidio. Ci ne stiamo rendendo genocidio. Una persona, chi sta ve la dico in italiano, diceva sempre, si punti una pistola in capo a una persona e spari, è un molto. Ma se la avvileni a poco, finza a ammazzarla dopo di 20 anni, che differenza fa? Che differenza fa? Quindi l'avemo occulta e dimo che noi, con questi signori, i rappresentanti della NATO, di tutti gli industri belliche che passano i Chinci, noi non conquista niente, non possiamo mediare. Ci sono già abbastanza danni in Sardegna, non c'è bisogno di aggiungerne altri. Ed abbiamo di sapere bene che questa cosa, a differenza degli 2 euro e nanta al telefono come donazioni per gli stedi palestinesi, oggi ci sono pure le bandiere palestinesi, funziona bloccando i Chinci. Da Chinci tutti gli armi che vengono sparati in giro per il mondo passano prima in Sardegna. All'indipendenza. All'indipendenza. Per lui facciamo una cosa, l'MPS non viene, mettiamo questo comitato. Sì, comitato. Allora la CSS è rappresentata da Giacomo Meloni, prego, Ci hanno mandato a dire che se vanno via da Teulada e da Capofrasca sono 5.000 posti di lavoro che spariscono dalla Sardegna. E noi le abbiamo risposto che se iniziano immediatamente le bonifiche e si riprende l'agricoltura in Sardegna legata all'agroindustria, non sono 5.000 posti di lavoro, ma sono 120.000 posti di lavoro. E allora questa grande manifestazione di popolo, portiamola anche a Teulada, portiamola a Quirra, in modo tale che sia chiaro che il popolo sardo
non vuole più le basi, neppure una, perché chi dice che vanno via gradualmente, questa gradualità peserà ancora 40 anni su questa isola. Quindi, bogai cedus all'estru, in fretta a foras non divoreus prus. Perché quest'isola merita di più, lo dico ai politici che sono un po' presenti anche a questa manifestazione. Dovete non gridare e battere i pugni, ma vi dovete dimettere se il governo italiano continua a minacciare, perché sta minacciando un popolo e davanti alle minacce voi non potete fare le persone che dialogano, perché a chi vi dà pugni in faccia e allo stomaco dovete rispondere brutalmente, perché questo popolo non ne può più. E se qui incomincia ad essere fame e ricatto di cassa integrazioni, i lavoratori devono incominciare a dire: non ne vogliamo assistenza, vogliamo lavoro, e lavoro significa ritornare a quello che sappiamo fare in questa terra, cioè non industria che uccide, non industria bellica, non prestiamo il nostro territorio per bombardare i popoli, perché questa è diventata la Sardegna, una piattaforma bellica per uccidere, e noi non ci dobbiamo prestare all'assassinio internazionale. Grazie. Andrea Pili per Sciva. Vai Andrea! Buon pomeriggio a tutti voi. Allora, innanzitutto vorrei tranquillizzare un po' tutti quelli che ci hanno accusato di essere genericamente degli antimilitaristi. Ecco, non è così. Almeno da parte nostra, da parte di tutti gli indipendentisti, ma da parte della gioventù indipendentista, noi siamo qui proprio contro la guerra imperialista. Noi siamo qui contro l'esercito italiano, occupante, braccio armato dello Stato oppressore, per tutto ciò che esso rappresenta in termini economici, sociali, culturali e ambientali. In questi giorni sentiamo spesso parlare di esigenze della difesa, del rischio che le dismissioni dei poligoni provochino la fine delle missioni italiane all'estero. Sono proprio preoccupato. Cercano di costruire un nemico che non esiste mentre preparano aggressioni contro altri popoli in nome dell'imperialismo occidentale. Troviamo vergognoso che i nostri studenti siano sottoposti nelle scuole ad un indottrinamento militarista, grigio-verdi in classe, professori che prima insegnano il grande pensiero filosofico, la storia, magari ordinano anche un temino sulla pace o su altri buoni sentimenti, e poi conducano i propri alunni a vedere l'esercito italiano alla fiera, li portano allo stand militare dell'orientamento universitario, dove possono anche provare delle armi giocattolo, oltre che leggere opuscoli che invitano all'arruolamento e spacciano missioni di guerra in difesa del capitale italiano anche come fossero missioni umanitarie, senza pensare che proprio da lì magari potrebbe cominciare un percorso che terminerà soltanto saltando in aria in Afghanistan per 4.000 euro al mese. Lo Stato stuzzica i bassi sentimenti dei nostri giovani, convincendoli che vestire la divisa dell'oppressione valga dei soldi facili. Ma anche in Sardegna esiste l'oppressione, anche qui si soffre lo sfruttamento e si subisce l'imperialismo. La nazione sarda non ha un nemico immaginario come quello che lo Stato italiano vorrebbe farci credere, ma ha un nemico reale e si chiama Stato italiano. L'occupazione militare
L'occupazione militare è funzionale alla perpetuazione di questo regime di dipendenza, soffocando lo sviluppo delle nostre comunità. Lo Stato italiano non è fatto solo dalle divise grigio-verdi, ma da blocchi di interesse ben precisi, blocchi di interesse antisardi, anche organizzazioni politiche, che per esempio sono coloro che hanno votato per l'ampliamento del poligono di Quirra, coloro che hanno votato per equiparare la soglia di inquinamento tra le militari e le aree industriali, quelli che vogliono portare in Sardegna la fabbrica d'armi dell'Italia, la Finmeccanica. Per questo, ecco, ci chiediamo, ma cosa ci fa qui il Partito Democratico? Ma che ci fanno qui? Ma che ci fanno qui tutti i partiti che lavorano per l'oppressione italiana affinché la Sardegna non sia libera e sovrana? E pure c'era scritto nella chiamata, sovranità nazionale contro l'occupazione militare, ma qua cosa ci fanno? E si è parlato anche di unità fittizie tra oppressori e oppressi. Qualcuno ha invitato a non portare bandiere, forse si vergogna e fa bene a vergognarsi della sua bandiera. Ha invitato addirittura tutti i consiglieri regionali e il presidente della regione a venire qua. Non siamo d'accordo. In questo momento storico l'occupazione militare sta mostrando in maniera evidente l'incompatibilità di interessi tra la nazione sarda e lo Stato italiano e l'oppressione diventa sempre più insopportabile. Per questo è tempo di intransigenza, è tempo di premere su istituzioni e poteri che non si muoverebbero senza la pressione delle forze sane del popolo sardo, che sono la nazione sarda, che è qui oggi. Perciò vogliamo dire in maniera decisa no al collaborazionismo, no ai movimenti sardi che appoggiano i partiti italiani in cambio di comodi privilegi contro la libertà del proprio paese. No a coloro che si sbracciano per salvare l'oppressore, sapendo che con lui cadranno essi stessi. La gioventù indipendentista sarda sta con il popolo e vuole l'unità del popolo contro il colonialismo, contro gli oppressori e i loro manutengoli sardi. La gioventù sarda non deve studiare e lavorare per il sottosviluppo della nostra isola. Dovrà essere parte integrante del processo democratico e partecipativo che porterà al riuso produttivo delle decine di migliaia di ettari che lo Stato ha sottratto alla nostra nazione. Anche per questo, oggi più che mai, la nostra proposta di un sistema educativo sardo è essenziale e irrinunciabile. Il futuro dei nostri giovani è qui, in Sardegna, non in una divisa, non nell'emigrazione, ma nella costruzione di una Sardegna indipendente e a fianco delle emancipazioni di tutti i popoli oppressi. Il nostro presente è lotta nazionale e anticolonialista. Vogliamo la scuola e l'università sarda. Indipendenza! Allora, comunicazione di servizio, Gianfranco Sollai e Pierfranco De Via, se possono avvicinare un attimo al palco da Mariella. Devono avvicinarsi al palco. Adesso per il comitato Amparu Elisa Monni, poi parlerà Fausti Ismail per Sardegna Palestina. Buonasera, sono di Teulada! Comitato Amparu del Marocco! Sei radioattiva! Ma c'è il sindaco? Non lo so! Chiamate i sindaci di Decimo Manno! Chiamate, non c'è nessuno! Buonasera a tutti! Sono la signora Elisa Monni di Teulada! E faccio parte, ho fatto questo comitato dei malati Amparu. Nessuno
subito 60 anni e non devono dirci che ci stanno buttando le coriandole, le caramelline, ci stanno buttando le bombe in testa. Quando vado in campagna, che sono a 300 metri e il terreno invece è lo filo spinato che passa proprio nel mio terreno, vado lì, incominciano con gli aerei a passarmi sopra la testa. Mio padre aveva il bestiame e iniziavano a giocare con quest'uomo di 90 anni. Passavano gli elicotteri giù per farlo spaventare il bestiame e lui si metteva a piangere e mi telefonava: Elisa, vieni a aiutarmi qua, io ne ho le scatole piene, non vogliamo più, non li vogliamo più, via, tutti via, via di Teulada. Sparai a Roma, noi dammo un'asta. Sei contenta della cosa, ma via su di siccio mio. Te pido tu questa gente mi indicare da tutto sta Sardegna, noi siamo un sicchiai, solo un sattro. A me che ho fatto questa lotta puniziao 4 anni fa, ogni 15 mesi si presentato a Piazza Carmine per fare battaglia e sicché io sono contenta che ci sarà una scintilla che si muove con tutta questa gente che c'è, è una cosa bellissima, bellissima. Vi saluto a tutti, però c'è una cosa, a Teulada il 21 iniziano a spararci, tutti dovete venire a aiutarci anche a Teulada. Vi saluto a tutti e vi ringrazio. Fauzi. Questo sì, usiamo questo. Per lui che abbiamo? Abbiamo Fauzi, poi Tavola Sarda, Michela Murgia e Claudia Zanchini. Allora, dopo Fauzi si prepari Salvatore Sali del Movimento dei Pastori Sardi. Ciao a tutti. Vi porto il saluto della Palestina, del popolo palestinese che ha resistito contro l'aggressione israeliana qualche giorno fa. E questa manifestazione è così grande che oggi dimostra che la Sardegna fa parte del mondo come il mondo fa parte della Sardegna. E quindi fuori tutti gli eserciti dalla Sardegna come dalla Palestina. Vi porto un messaggio dei nostri amici e compagni in Palestina e in particolare a Gaza, che mi hanno scritto un messaggio perché sapevano che oggi ci sarebbe stata questa manifestazione. Perché io dico, purtroppo anche grazie alle loro sofferenze, alla loro resistenza, che anche oggi siamo qui così numerosi, per dire no all'esercitazione israeliana in Sardegna, come a tutte le esercitazioni, fuori tutte le basi NATO dalla Sardegna e dal mondo. Oggi siamo in una guerra mondiale, è la terza guerra mondiale che si sta facendo sia in Medio Oriente che in Ucraina. E queste basi, questi poligoni oggi hanno un'importanza enorme. Dobbiamo impedire a questi assassini di utilizzare la nostra terra per ammazzare altri popoli. E quindi abbiamo un compito molto grande. La nostra responsabilità oggi è molto più grande anche del passato, perché dobbiamo anche cercare, e ce le facciamo, ce le faremo, tutti insieme, uniti,
a impedire che questi assassini vengano a esercitarsi qui per ammazzare altri, e quindi uniti, uniti, uniti. Grazie. Il movimento Pastori Sardo con Salvatore Salis. Si prepari Paolo Pisu della Tavola Sarda della Pace, Michela Murgia di Sardegna Possibile e il Comitato sul Sentido con Monica Pisano. Ruben Bernardino, se può avvicinarsi al palco, per favore. Buonasera a tutti. Mi sento quasi emozionato a vedermi di fronte a una folla così immensa, e l'immensità praticamente è la risposta alla problematica della terra sarda. Che io sono di quelli, intanto faccio parte del cosiddetto movimento Pastori Sardi, un movimento soprattutto gli operatori che hanno le cosiddette problematiche. Basta considerare, se un esempio fa 20.000 ettari che questi barbari hanno rubato prima ai nostri antenati e oggi affamando i figli della Sardegna, là è la risposta. Se andiamo a considerare che 20.000 ettari è l'equivalente che minimo dava almeno lavoro tra i 5 e 6.000 allevatori, e questi delinquenti ci hanno rubato il nostro futuro. Dal momento che noi produciamo alimenti, invece questi delinquenti ci portano i loro armamenti. Anziché dare da mangiare la prole mondiale, vogliono distruggere l'umanità. Quello che io mi chiedo di questo popolo, no, che tutti dicono che è orgoglioso, che è un popolo guerriero, i nostri antenati lo sono stati, ma siccome di antenato posso dire, ma allora noi cosa aspettiamo a fare la nuova guerra? Perché se alla prima guerra mondiale ci hanno fatto i cavalieri i nostri nonni, noi da nipoti possiamo essere i veri cavalieri della Sardegna. Quindi penso che sia arrivato il momento di cacciare questi invasori e soprattutto i traditori che hanno permesso di rubarci il nostro futuro. Purtroppo il mio linguaggio aperto nel parlare, nel discorrere, perché io sono una persona corale, e poi ricordo soprattutto a tutti voi, prima di chiudere, che voglio bene a tutti quanti, qualsiasi siano le bandiere che voi andate a rappresentare, perché prima delle bandiere ci siamo noi i figli, siamo noi il prodotto e il futuro del riscatto della terra sarda. Vi saluto. Paolo Piras, Tavolo Sardo per la Pace. Paolo Pisu, scusa. Non so, questa mesa sarda possa pace, ausa di Riu, luego, hai questa bella manifestazione, poi comprendiamo che vuol dire essere sul primo passaggio per sensibilizzare e per portare in avanti una lotta prumana. E deponai Casa Mesa Sarda Possa Pace ha cominciato a unire comitati, associazioni, sindacati, comuni, in modo che sul serio che sacchiamo 40 anni fa, 30 anni fa, 20 anni fa, non fu un grido nel deserto, ma deve cominciare a essere una voce umana, una voce unia, può fare per un sonno e può fare per un numero. Noi pensavo di aver lavorato in questa direzione e di aver seminato bene. Non si presenti le primogeniture, anzi si da scontrastato. Cini ha treballato tant'anni fa contro i basis, contro questa guerra, spesso in solitudine, di narrare su grazia, di tornare su grazia. Però questo movimento, Mannu,
È importante per volere ottenere risultati concreti. Risultati concreti. Non sto pensando che Capo Frasca non deve essere sul luogo avvicinante a 1400 ettari, ma dai, lo Stato italiano può rinunciarvi rispetto ai 25-30.000. No, Capo Frasca deve essere serrata luego e Ponoso deve essere la prima battaglia inta, ma vuole serrare di un lato e tutti i passi sei poligoni militari della Sardegna. Ma voi non un applauso? Può recire un applauso? Può fare bella figura? No! Puitanoso, ausu sperimentato. In Sardegna, essendo una piattaforma militare, este su famini, este sa distruzione del suo popolo nostro, este a si dovrà impiticai a 1.300.000, 1.100.000, 1 milione, cioè sta distruzione sa Sardegna, mentre invece noi solemos essere una terra de vagi, potete sviluppare in base alle esigenze nostre, la nostra terra può creare pace e traballo e sviluppo per la Sardegna. Sicché, con questo avete un noso narauso che su 23 sa messa sarda vostra pace ad essere all'anno 6. Stiamo studiando come si costituire il nostro puro parti civili. E su 26 domenica di ottobre noi facciamo la 13ª marcia sarda per la pace Gestulilaconi. Sei stotto combinau bene e a chi stionai ai satene su voedo lotusu. Congiunando gusto. Sul slogan di questa marcia, ad essere in italiano e in sardo, nauosi, possa vagi disarma sa Sardegna. Questo è il slogan che proponeo. A me che sei un sindaco, uno dei portafoce della messa sarda possa vagi, mi vedi sul Stato italiano e mi vedi sul Statuto della Sardegna, di garantire sa sicurezza e sa salute della comunità che rappresento e ci non fatto se in omissione dati d'ufficio e dunque destituibili. Ebbene, chi te come sindaco di Saida mia, tengo questo dovere, su dovere per un anno e mezzo, tenne su Stato italiano che debbia da garantire sa salute e sa sicurezza di tutta questa comunità che c'è in Italia e in particolare della Sardegna, dove punti concentrata sul 70% dei poligoni e basi militari. Sullo Stato italiano non ha fatto, è illegale, è illegittimo, non so, si deve spesare. In Sardegna si può sostituire a sullo Stato italiano e diventare in merese in terra nostra. Adesso interverrà Michela Murgia per Sardegna possibile. Si prepari Monica Pisanu per il Comitato sul Sentito. Buonasera a tutti. Su Regio mio di esibire Aici Medasa, poi questa battaglia, che battaglia de dottus. Mi fa piacere vedere così tante bandiere, ma soprattutto mi va piacere a bere sa scritta indipendenza, poeta a essi Zeracusu, perché questa è la parola, servitù vuol dire zerachia. Bisogna essere capaci di sognare una Sardegna libera, per sognare una Sardegna senza servitù. Non solo le servitù militari, ma anche le nuove servitù del presente e del futuro. Al SAVI, al servizio di approvazione per l'impatto ambientale, ci sono decine e decine di progetti che sottometteranno la nostra terra alla servitù energetica, che è la servitù del futuro. La battaglia per le servitù militari è la prima battaglia che dobbiamo fare, perché ci opprime da 60 anni. Ma ci sono le servitù del futuro che ci aspettano e quelle saranno la battaglia che ci dovrà vedere altrettanto uniti. Portarci via la nostra terra per produrre cose che non servono a stare bene, non servono a essere felici, non servono ai sardi, ma non servono neanche alle persone di fuori. Su questo dobbiamo essere chiari, dobbiamo resistere qui. Ci hanno reso complici dei loro peggiori crimini. Chi prende l'aereo spesso, molte volte in tempo di guerra, si trova ad aspettare nella pista, dentro l'aereo, che partano gli aerei da 10° anno. E mentre sei dentro l'aereo, tu lo sai che si stanno alzando in volo gli aerei, che vanno da qualche parte a bombardare un altro popolo. E chi accetta le basi militari, compresi i governi che ci sono stati, è quello attuale.
è quello attuale anche, perché noi scelte in questo senso non ne stiamo vedendo. Promesse, dice, si sono costituiti parte civile. Ci mancherebbe che con lo sfregio che c'è stato a Quirra non si fossero costituiti parte civile. Ci stanno rendendo complici dei loro crimini. Ci stanno costringendo a barattare la nostra libertà e la nostra pace in cambio di posti di lavoro. 5.000 posti di lavoro. Anche la camorra dà migliaia di posti di lavoro, ma nessuno si sogna di legittimarla per questo. Dobbiamo essere la politica e trovare un modo di dare lavoro alle persone senza costringerle a barattare la salute, la pace e i loro principi. È bellissimo essere qui tutti assieme. Io devo dire grazie a chi ha promosso questa manifestazione, perché l'ha resa una tavola aperta a tutti, dove oggi è possibile guardarci in faccia e scoprirci tanti, perché siamo tanti a volere che le cose cambino in quest'isola. Non siamo rappresentati in Consiglio regionale, a dispetto di migliaia di sardi che avrebbero voluto avere la loro voce lì dentro. Una legge elettorale fatta appositamente per non avere opposizioni. E oggi le persone che quella legge elettorale l'hanno voluta, che quella complicità con Roma l'hanno difesa, hanno il coraggio di presentarsi qui, nascosti nelle macchine. Savacci Borca, Zigheriu! Savacci Borca! Ci sono due sole parole che giustificano la nostra presenza qui in questo posto. La prima è Afforasa, la seconda è Indipendenza. Grazie. Adesso interverrà per il comitato sul sentito Monica Pisano. Vi invito a essere brevi perché mi hanno detto che la gente sta già iniziando ad andare via per problemi di traffico. Dopo Monica Pisano si prepari Claudia Zunchedu per Sardegna Libera e Michele Astori per il circolo Ugo Chavez. Il nostro comitato parla di Decimo Mannu perché hanno messo a tacere tutto e siamo riusciti persino ad andare in Parlamento europeo, però non ci hanno ascoltato. Noi adesso è dal 2011 che stiamo portando avanti con delle analisi che abbiamo, che chiunque di voi se vuole visionare può venire a vederle, perché lo sversamento è veramente grave. Adesso siamo arrivati dalla falda primaria alle falde sottostanti, per cui questo carburante militare che contiene metalli pesanti sta infiltrandosi nel territorio in maniera molto grave. Per cui signori, noi vi invitiamo, abbiamo fatto qualche volantino con le nostre collette con pochi soldi, perché io sono molto contenta che oggi ci sia tanta gente, perché noi siamo abituate a fare le manifestazioni quasi in solitudine! In solitudine! Io vorrei solo farvi una domanda. Adesso noi andiamo via da qua. Cosa succede quando ciascuno di noi torna a casa? La lotta per la liberazione del nostro popolo continua tutti i giorni! Indipendenza! Claudia Zunchedu per Sardegna Libera. Podinai costumeri oi, saluti a su popolo sardo, è una cosa straordinaria. De un'aruga questa è una base dove la torrai a partire de oi, può costruire un futuro per la Sardegna, per il nostro popolo, per il popolo nostro. Devo ringraziare gli organizzatori che hanno fatto questa manifestazione e l'importanza è che partia de gruppi e movimenti indipendentisti e non tocca da scaresci in questa battaglia manna su traballo fatto di uno comitau che su comitau gettiamo le basi che comunque ha di battagliare in parannosu. Oi tocca da noi. Parliamo con la lingua straniera. La prima lingua straniera. Noi non vogliamo
riduzione della militarizzazione nella nostra terra. È da anni che diciamo che le basi militari e i poligoni, notti e non notti, perché ci sono basi militari di cui non si parla e che esistono. Vogliamo la chiusura radicale. Erano le mie battaglie in Consiglio della Regione Autonoma della Sardegna queste, quando purtroppo non c'era la risposta di popolo per appoggiare quelle battaglie. Io dico che oggi questo gioco di bandiere straordinarie, che non sono bandiere di gruppi, si va oltre, queste sono le bandiere di un popolo, e oggi questo è un simbolo del superamento degli steccati. Noi sardi siamo pochi, nessuna considerazione politica del nostro popolo, perché non abbiamo peso elettorale, ma noi non possiamo condannarci scindendoci. Lo Stato ha integrato e ha introdotto in Sardegna e nel nostro popolo tutte le dinamiche per farci divorare dal nostro interno. Lo dico sempre, basta col cannibalismo fra di noi, perché questo è il gioco dello Stato. Questo è importante. Tocca da Torraia partire, ma partire dottus impari. Qualcuno ha detto domani che ne sarà del popolo sardo che oggi è qui. Il popolo sardo deve fare lo sforzo e continuare la mobilitazione. Ma attenzione a tutte le forme di colonialismo in Sardegna, a parte i giochi dello Stato con le guerre che vengono esercitate, sperimentate qui da noi. Ci sono altre forme di colonialismo che in silenzio e nel silenzio del nostro popolo stanno passando. Il San Raffaele di Olbia, il petrolchimico, è il nuovo petrolchimico della sanità questo, ma nessuno si pronuncia. Bisogna mobilitarci se davvero noi pensiamo di ambire all'autodeterminazione del nostro popolo e a una terra che sia una terra di pace, libera e indipendente. Questo è lo slogan e l'ambizione di tutti i sardi e per questo ci dobbiamo assolutamente mobilitare. Voglio chiudere con uno slogan di Pratobello: a forza si Stato militari e per l'indipendenza. Grazie. Dichiarazioni del circolo indipendentista Ugo Chavez. Saluti a tutti. Ma punti questione intendisi su ministro, intendisi aeronautica, questione di bonifica, come si sarà. Adesso iniziamo le bonifiche. Come si fa sciacquare in pratos in domo, pulire in terra? Ma dove dei tavolini bonifica? Su chi hanno iniziato in Vieques, in Porto Rico, che hanno vinto questa battaglia e hanno mandato gli americani a domo e hanno iniziato in bonifica, funti cose che durano su manco 20 anni, che prima di iniziare devi fare uno studio scientifico, ma si funti picchendi poco, uno di arreru dicendo adesso iniziamo le bonifiche, ma noi te ne sono scritto scemo, che questo non era, iniziamo le bonifiche, c'è tutto su ministro, non te peso a rispondi a questa gente, in maniera seria, di noi, ma la rendi bonifica, ma dove si una bonifica di una base militare come Teulada, Capofrasca e Quirra? Prima di tutto devi firmare tutto, poi devi studiare i tanti fatti in Saderra, in Saria, in Saco, in Saval d'Acquifera e tutto, e poi devi inghizzare a dove ma non da fare il SASL, non da fare il aeronautica, SASL sarda, cosa che narrara che su torio radioattivo via naturali alla Maddalena, sa che hanno che a Quirra via da colpa dessa minera di arsenico, SASL sarda che non ha mai fatto sul censimento delle malarie dessa popolazione, ma dei tase questionenti, se deposo fai picole per culo di questa gente, deposo donare una risposta, sbonifica sa, prima di tutto, devi serrare ogni base, poi devi fare uno studio, ma devi fare uno studio indipendente, non fatto da questa gente, uno studio indipendente di scienziato, di tecnico su, manca internazionali, serbidi, manca zia di indipendenti, importanti. Seconda cosa, faccio dei pressi, Sa deduso, hanno fatto una proposta di lei su centro-sinistra, ad noi in italiano, poi te centro-sinistra italiano, a San Regione Sarda. Una proposta di lei, tutto bella, barri dichiarazione dei diritti dell'uomo, bellissima, e divieto di qua da articolo 5, da propone su SEL, articolo 5,
la regione concorda con lo Stato italiano le attività militari. E dunque cosa? Una contraddizione. Articolo 7. Istituiamo una commissione speciale che è fatta da società civile che valuterà di volta in volta le cose. Una commissione speciale. C'è sti già su Comipar. Tu sei nendi con questa proposta di lei. La sausu cosa argomenti vunti. Si deve fare piegare poculo di questa gente puro? Non basta stare un'autica. State dresi. Tutto tanto, è sincrasi. Oggi è una grande battaglia, se su mille persone, se bloccare una ruga, non ci davamo arrivare, se in mezzo, non ci vianta il pullman del sindacato, dei partiti, dopo votare i sagenti, tutto sagenti è bene, noi se paghiamo su pullman, se paghiamo la benzina, a dire la salsa famiglia in domu. Non tu vai in questi partiti italiani su questa cosa. Non tu vai, sa gente non c'è andata. E ho fatto questa battaglia, ma se sono scetti inghizzenti, ma anche questa battaglia si è inghizzata ad esempio. E noi dobbiamo cercare di fare questa mobilitazione vissa del suo popolo sardo. Linaica, dove torri in Castello? Tu in Nugoro. Nugoro? De onde? Galtellì. Ognuno torna in suo luogo su e ognuno deve fare un'iniziativa, sensibilizzare, gestionare con sa gente, cercare di muovi e poi sempre essi de Bruso e pretendi che sta regione questa cosa da s'affezzata e se non tu fai torraso in Castello in 50.000 e ti ne reso Bairindi, ti ne devi andare sempre innanti, prossima indipendenza. C'è il comitato che rinuncia a parlare ma vuole dirvi una cosa. Ciao a tutti, sono Ilaria del comitato PESAC. Per noi questa sera abbiamo organizzato una meditazione per la pace, è aperta a tutti, non richiede nessun tipo di esperienza, non ha nessun riferimento a nessuna religione, è una cosa per tutti, la facciamo lì, in quello spiazzo a fianco alle macchine a sinistra, inizia tra 10 minuti, quindi spero che saremo in tanti a meditare insieme per la pace, per creare una coscienza di unità e di libertà. Domenico Carta, tenore Luiso Ozzano di Siniscola e si prepari Pepe Corongiu del coordinamento Prosusardo Ufficiale. Ehi. Vabbè, io che non narrare due parole solo, tanto se siamo in in Parigi, vamos a narrare sempre esa mateixa cosa, siamo contro la base militare, siamo contro la recitazione, siamo contro il colonialismo, questo lo abbiamo tutto canto, e sono contento che siamo Parigi e un montone di siglas. Però che non narrare due parole solo, a partire da Innedda, io vengo dalla provincia di Nuro, da Siniscola, e a cosa pastore, non è che sono iscoite. E quindi è leggenda che mi piace all'estero, a me ha visto che su 1800, sono tornato da Esecos, non da 3.000 anni fa, ma da 200 anni fa, quando Camillo Benso di Cavour, che sono mannero d'Italia, progettai, te metà gente forse non l'iscritti, su chi queria fare questa sardina, sai da epoca. Ci idea è solo itti a pondere fuoco a sardina, a chioccare lo sardo e non so arrezzare che sono irlandese. Ma voi immaginate voi, sai da epoca abitano in questa idea della sardina, che non è chi mor barbaro. Ma a bella bello, se morovento a sudamese battori che mi pare che non è cambiato nulla. Non sono ponendo su questo, ma non sono un buchidendo in questa maniera. A pompiata si che detto. Io trovo in campagna, prima che cercato di distruggere il popolo sardo. Non vi lacchene che siamo sconchittosti, non narrano. Sono cercando di distruggere il bestiame in questa maniera, cercando di non caghettare malattie. Vediamo della peste suina, vediamo della lingua blu, che non caghettato isso. E gli schimonosi che renare sa spiriti sta che ne tenimmo. A pesate bonde adesso fiazzo, può endere in Sardegna, poi si rafforza. Canto lo fa che impaccare. Questo puro è una maniera che può sperdere sa Sardegna, che querene sa Sardegna libera da so sardo, può che pondere su chi li spara e taissoso, a banda de sarbase. Io ho fatto su militare San Maddalena, no? E so vai dando de 82. Quando non si intendeva fare danni su sardo, non che ponevano in CPR, metà gente non si chiamava CPR, non che ponevano in galera. Anche il cato di annientare fino a Salimba nostra. Non querían che vediamo su sardo, guai. E te che renare secondo voi scusto. Salimba, su travallo, sorfiazzo. Che renare che non ne querano sardo in Sardegna. Noi siamo su un stato intersistato. Ma sicuramente, forse l'hanno nato qualcuno come un momento che l'hanno nato. Vi teniamo so scrumiro traitores, che sono de timmere, non sono sordi sul continente, no. Sono de timmere, sono sardos, che sono peor de esos continentales. Forse non monete visto, che los tenemos incostazos. Una día en Arangoi,
e si incranano un'altra cosa. Lo teniamo in occhio a Curzio, che ha stagliato con i partiti che non hanno sotto sul punto che è Sardegna. Sono in occhio e non ne teniamo in gonza a lunare. Non può suazisi. Che guerra per l'indipendenza non sa lei a mai che sul partito, che è in continente che non hanno sotto sul punto che siamo. A forasa. La madre di Ada, chi vede una bambina con la bandiera della pace, è piccolina, la madre non la trova più, se la vedete la portate qua sotto. Pepe Corongiu. Poi parlerà Fernando Codonesu. Saluto a tutti, non mi stento a me da causa che stiamo in meda, se ci andate ancora e non si oggi fadia in meda. Non so come coordinamento con Sardo ufficiali ha deciso di già questa adesione a questa manifestazione, che uno dei cose con questa scala si comandano, si colonizzano, questo questo deve fare partimento dentro dei sistemi. Questo de Sardo è una parte, i pastori è un'altra parte, i basi militari è un'altra cosa. E dunque esiste una divisione manna in tutto questo mondo. Però sul successo di questa manifestazione, sul fatto che ha dato più gente in meda, pone una questione di importo. Cosa più importante, non è che questa manifestazione sta rinesce, è di una comunità organizzata pure. La questione più importante è casa. Questa non è che casa, questa base serrata e i basi militari si da savocanta. Dunque questa questione è politica, che potete essere noi su commenzo di una fase nuova del suo movimento nazionalitario sardo, dell'autodeterminazione, dell'indipendenza, che potete mandare in antesi tutto questo tema. Questo ci hanno fatto a Salimba Sarda, cioè di tanta avvocata dessa conca dessa gente, nando che non si ripiede a nulla, e hanno imbruttato, hanno inquinato la conca dessa gente con queste idee, tanto fatto voi con i basi militari, con i pastori, con la sanità e con tutti i problemi. Non so, del più che passo su di agattare un filo così di impari tutte queste cose. Salimba, i basi militari, si cosa, spodorrai a suo popolo nostro, a nazione nostra, su ci rispetta, sa libertà. Grazie. Ora parlerà Fernando Codonesu, l'ex sindaco di Villapuzzu. Si prepara il coordinamento disoccupato su Battista Diaz, Vincenzo Pillela tra Sardegna e il comitato locale per la chiusura di Capofrasca, Alessio Azzori. Non è venuto. Il coordinamento disoccupato so. Ho chiamato il coordinamento disoccupato. Saluto a tutti. Mi auguro che questo sia in comincio e non si avvine. Non ho compreso poi che dobbiamo ancora continuare a guerrare poi del libera la terra nostra e poi decidere sul futuro nostro e sul futuro di vita nostra. Faedo a nome del disoccupato su un movimento che è nato dai vaghi, che ha tanto problema sono in agenda e tanta gente si sta avvicinando a questo comitato, che su di Sippero si sega da fitta. Noi chiediamo battire questo messaggio, che è un messaggio importantissimo, prodotto noi e per generazione nuova che da bene per vita nostra, che poi non va più speranza. Se speranza all'assunio che ende e suni continuando a leare in giro su un popolo che ormai è arrivato a savine dessa sua possessione. Queria aggiungere un messaggio a questa femmina che è vivendo su terrore in capo in teulata. Bisogna stato 6 mesi e solo Dio può comprendere e te può vivere con questa gente, vivere dia e notte guerra inutili, guerra che non serve da nulla, guerra che creano solo disoccupazione, creano solo
emigrazione, che oggi siamo arrivati a raggiungere il livello esatto da voi della prima e della seconda guerra mondiale. A suo politico devo queria narrare una cosa, e non è un'offesa. Decidere da ioe ite queride fagere, si decidere se di restare saldo e di fare politica per sa terra nostra, o si queride continuare a fare si fascio che ha fatto in 60 anni. Non è più ammissibile chi si rupiede il suo piatto in UE hanno mandicato, che è in a chiacchiere voto e poi andano a Roma a si ballare so cozzone tutto canto, che poi tutto hanno fatto in 60 anni non hanno fatto altro che fruttare la terra nostra e fruttare il suo popolo saldo, poi si lagare la busciaccasa e poi enine ai gue a dite. Quando chi non si avvisano che il suo popolo ormai non ve la fa più. Oe deve essere in comincio, ma non deve essere s'avvine. A oe, sancimus una cosa importantissima, che oe decidi su popolo usato su chi deve fare dessa terra nostra. A noi si non serve sapere per creare futuro occupazione per tutto quanto su popolo usato. Sa guerra serve da pago, si imbecille se chi si chiede di vestire questa terra nostra. Sa terra è sa nostra, nessuno la deve toccare. E solo l'indipendenza della Sardegna potete arrivare a chicadenare una ossa per sempre si stato italiota che non sa continuando a rovinare la vita die po' die. Politico, sindacato, non rupiera più si subiato in UE senza in mandighende. Decidite i tegli da fare, gaibo conoscimus. E chimus pure te devono fare grasa. Non andate più a chiacchiere voto della suo popolo saldo. Può andare a questo cazzo e governo italiano che a noi non si crede. Non si crede disipero umano, non si crede ancora disoccupazione, già basta su chieste. Basta, deve finire, così che si enidese a pedire voto i chedallu, chi deve impreare questo voto per il suo popolo usato in Sardegna. La Scozia questa dia non si insegna niente cosa meta. Noi si dobbiamo imparare, prima noi e poi a figlio nostro, che il futuro nostro è andando a finire. Sul figlio nostro è cominciando, così che se chiediamo mezz'orare sul mondo, cominciamo dai noi stessi. Grazie e indipendenza. Vincenzo Pillai, l'altra Sardegna, si prepari, scusa. Il comitato locale per la chiusura del Capofrasca, Alessio o Alessia, non capisco, Azzori, poi Lidia Fancello del laboratorio Gallura. Chi mi ha preceduto ha già trattato molto bene tutti i temi della nostra lotta. Io non ripeterò le cose che sono state già dette, farò una riflessione a bassa voce e la voglio fare soprattutto per i giovani che sono qui presenti. Se potete prestarmi un minuto di attenzione. Non sapete quanto è stato difficile in questi 40 anni portare avanti la parola d'ordine fuori le basi dalla Sardegna, la Sardegna terra di pace. Abbiamo fatto manifestazioni in 10 e non sapete quanto è difficile organizzare 10 persone e portarle davanti a una base. Voi questa cosa non l'avete vissuta, ma chi l'ha vissuta vuole dirvi una cosa molto semplice oggi. È splendido quello che finalmente dopo 40 anni oggi siamo riusciti a fare. Giovani, non fatevelo portare via, non fatevelo cadere dalle mani. Molti di noi non potranno più dare grandi contributi, ma voi avete ora in mano il testimone e lo avete con una forza che nessuno di noi aveva 40 anni fa.
Non perdetelo questo testimone. Si tratta quindi di darsi subito delle scadenze di lotta. Il 23 a Lanusei è importante. La scadenza che ci indicava il sindaco di Napoli della Marcia per la Pace fra Genoni e Laconi è importante. Teniamole come scadenze nostre, dove ci ritroviamo, dove costruiamo ulteriormente la nostra unità. Questa unità, l'unità di chi non è disposto a compromessi. Non siamo venuti qua perché non bombardino d'estate i nostri territori. Non siamo venuti qua per chiudere un pezzetto di base. Siamo venuti qua e dobbiamo andare avanti perché tutte le basi, anche quelle piccole di cui non sappiamo neanche l'esistenza, vengano chiuse e il popolo sardo diventi di nuovo padrone della sua terra. Questo vogliamo. E allora a voi giovani, il testimone di questa lotta, aiutateci, guidateci, a noi anziani che abbiamo fatto finora quello che abbiamo potuto. Grazie. Alessio Azzori, comitato locale per la chiusura di Capofrasca. Altro che poco locos e mal unidos, Geseu Dusu, bellissimo. Allora faccio parte di questo comitato e vorrei parlare dei problemi di salute che ha questo territorio. Ci sono un sacco di malattie alla tiroide, tumori, è allarmante in tutta la provincia di Oristano, Arcidano, Terralba, Marrubiu. Ci sono un sacco di tumori e di leucemie. Ad Arcidano ci sono bambine morte a 6 anni di tumore al cervello e di leucemia, anche adolescenti, 17 anni, dove i medici gli hanno detto: lei ha una figlia ammalata che poi ora purtroppo è morta perché abita vicino al poligono, perché ci sono radar potentissimi qui. Non solo devono finire le esercitazioni, devono bonificare mare e terra e smantellare i radar e ogni centimetro di base, qui come a Capitolade e a Quirra. Se prima avevamo dei dubbi, ci sono anche 19 militari morti, l'ultimo è il maresciallo Porcu. Sono morti perché loro qua hanno creato e creano, oltre alle radiazioni, anche nanopolveri, lo dice lo IARC, che è un istituto internazionale per la ricerca sul cancro, che dice che queste particelle e nanoparticelle praticamente vengono veicolate dall'aria e ce le mangiamo, ce le respiriamo, ce le abbiamo negli alimenti, sono dentro le pecore, dentro la verdura. Quando entri in una cellula, il DNA si riproduce, la cellula si riproduce, tagliano il DNA e nascono malattie. Quindi non ci sono più dubbi, devono chiudere. E poi vorrei chiudere molto semplicemente. Ecco, come comitato abbiamo chiesto all'ASL di darci dei dati per quanto riguarda il fatto che non esiste ancora un registro dei tumori a Cagliari e Oristano. Abbiamo fatto delle domande e ci hanno risposto picche, perché è un'emergenza allucinante, non ci sono sono dei dati allucinanti, fuori da ogni soglia. E per concludere vorrei ricordare Gianni Azzori di Cabras, che grazie a un movimento popolare così nell'80 mi pare hanno fatto sì che non venisse installato un radar a San Salvatore. Militaris, bandai esindi de noi, licei sul logo, poi t'hanno sesa agradeciusu, né noi né nessuna lacana de Sardegna. Lidia Fancello, laboratorio Gallura, si prepari. Gianmarco Satta per il PCL. Lidia Fancello. Sarò breve. Buonasera a tutti. Io rappresento Laboratorio Gallura, abbiamo fatto tanti chilometri per essere qua insieme ai nostri fratelli indipendentisti. Il messaggio di Laboratorio Gallura, guardate, è molto semplice. Noi siamo un esperimento di dialogo fra i fratelli indipendentisti che vogliono arrivare ad un solo obiettivo, che è l'indipendenza.
abbiamo questa volontà di unirci, noi riuniamo varie sigle di partiti indipendentisti, Voce, ho urlato sotto il cancello di Capofrasca, quindi voce ne ho poca. Il messaggio di Laboratorio Gallura è l'unità del mondo indipendentista, perché senza l'unità nel mondo indipendentista noi non arriveremo mai all'obiettivo finale che è l'indipendenza, perché senza l'indipendenza noi in casa nostra non saremo mai padroni. Forza Varisi! Gianmarco Satta, Partito Comunista dei Lavoratori. Si prepari Giancarlo Piras. Grazie, io volevo intervenire innanzitutto per mettere in guardia e combattere un'illusione che penso nessuno di noi abbia più, e cioè che con queste istituzioni e questo ceto politico non risolveranno mai i problemi che affliggono la Sardegna e il popolo sardo. Noi abbiamo visto stasera una passerella di rappresentanti del ceto politico sardo, c'era l'ex sindaco del PD di Sassari ad esempio, c'era il capitalista sardo Renato Soru, quello che si presenta alle manifestazioni contro le basi e per i problemi dei sardi e poi sfrutta lavoratori sardi nelle sue imprese. Quanti giovani sardi ci sono che lavorano a Tiscali con contratti precari? Allora questi qui bisogna cacciarli via, queste istituzioni bisogna spazzarle via, perché l'altro problema che mette in evidenza anche la vicenda delle basi è che i lavoratori e il popolo sardo, come anche i lavoratori dello Stato italiano, come anche i lavoratori degli altri stati dell'Europa, non contano niente, non possono decidere sul funzionamento delle fabbriche, sulla sicurezza e l'inquinamento delle fabbriche, non possono decidere sulle servitù militari, non possono decidere sulle banche, non hanno nessun controllo su nessuna scelta politica e quindi ci vogliono delle istituzioni che siano una reale espressione degli interessi dei lavoratori e del popolo sardo, e questo si può avere solo con una rivoluzione sociale che spazzi via questo ceto politico e queste istituzioni corrotte e che crei un governo dei lavoratori sardi, espressione degli interessi dei lavoratori sardi. Qui ci sono migliaia di persone e questa manifestazione ha avuto una grande riuscita, ma voglio dire questo, queste persone ancora non bastano, bisogna mobilitare tutto il popolo sardo e per mobilitarlo ci vuole un programma che unifichi tutte le lotte in corso in Sardegna, dalle lotte dei lavoratori del Sulcis a quelli delle altre fabbriche che chiudono, con le lotte dei pastori e con le lotte delle comunità locali, dei paesi e delle altre organizzazioni che lottano contro le servitù militari. Ci vuole un programma che affermi che il territorio, le fabbriche, le banche sarde siano sotto il controllo e la gestione dei lavoratori e del popolo sardo, non semplicemente dei sardi, dei lavoratori e del popolo sardo, perché anche Renato Soru, anche Pinna dei Caseifici sono dei sardi, ma sono nemici dei sardi, sono capitalisti sardi, sono agenti della borghesia del padronato dello Stato italiano che sfruttano i sardi. Ci vuole l'unità dei lavoratori sardi e del popolo e dei pastori sardi, tutti uniti in un fronte di lotta per una Repubblica Socialista Sarda. Buonasera, io mi chiamo Giancarlo Piras e sinceramente mi viene un po' di emozione vedere tutta questa gente. Siete in tanti, anzi tantissimi, però ne manca uno, il più caro, manca mio figlio, morto 7 anni fa a Teulada perché ha fatto il militare di leva a Teulada. Ora io vi chiedo di un applauso non solamente per mio figlio, ma per tutti i morti militari e non per causa di queste nanoparticelle che hanno ammazzato tante persone e continuano a ammazzarne e ne ammazzeranno anche in futuro.
Per cui io mi auguro che questa manifestazione facciano capire a quelli che stanno anche lì su che non sono più voluti bene, che non li vogliamo più in Sardegna, che li dobbiamo buttare fuori una volta per tutte. Grazie. Voleva fare un saluto Bainzu Piliu, se si avvicina Bainzu. Dopo Bainzu abbiamo l'associazione Sardegna Libera, di Sardegna Libano, Doreid Mohamed. Si prepari. Pronto? Allora, è la prima volta, forse negli ultimi 20 anni, che partecipo. Si sente? Si sente? Allora, forse è la prima volta negli ultimi 20 anni che partecipo a una riunione come questa. Io entro l'anno passato ho scritto un libro nel quale, oltre a descrivere le mie esperienze politiche, faccio alcune proposte. Quello che ho sentito oggi da tutti gli oratori è importantissimo e io mi limito ad intervenire su un altro punto. Tutti i gruppi che sono venuti, ma non solo i gruppi, ma anche i singoli, si dovrebbero sentire impegnati a creare collegamenti, perché il nostro obiettivo non è di fare manifestazioni, il nostro obiettivo è vincere e noi dobbiamo assolutamente liberare la Sardegna. La Sardegna non va solo liberata, la Sardegna va liberata e gestita, cioè noi ci dobbiamo preparare alla gestione. Qualche regalino ce lo faranno, qualche trattativa sarà portata avanti dal governo italiano. Ricordiamoci comunque che i militari non sono autonomi, i militari oggi si comportano in questo modo perché hanno l'assenso e il placet della parte politica. I politici italiani con i militari sono fortemente collusi e noi ci dobbiamo preparare a una lotta durissima. Quello che stiamo facendo oggi è bello, ma non immaginate nemmeno che cosa metterà in campo il governo italiano, perché la Sardegna non è utile soltanto all'Italia, la Sardegna è utile all'Italia, è utile agli Stati Uniti, è utile alla NATO ed è utile a tanti altri, per cui cercheranno di corromperci, cercheranno di comprarsi dei politici, cercheranno di comprarsi l'uomo qualunque dalla strada, in modo tale che tutte le lotte vengano frammentate, in modo tale che queste diventino soltanto delle manifestazioni estemporanee che lasciano il tempo che trovano. Perciò la nostra lotta dovrà essere fine, dovrà essere sottile. Noi dobbiamo creare dei collegamenti per cui a un certo punto diventi impossibile frammentare il popolo sardo. Dobbiamo far sì che il giorno che il vento si solleverà noi possiamo essere uniti in una lotta vincente. Io, che forse sono uno dei più anziani qui presente, io voglio lottare con le mie forze fino all'ultimo e sono convinto che vinceremo. Dategli una mano, per favore. Allora, Doreid Mohamed, Associazione Sardegna Libano, poi a concludere Elisabetta Pau del coordinamento dei comitati sardi in rete e non bruciamoci il futuro. Mi raccomando, siate brevi. Ciao a tutti, buonasera. Io arrivo da questo paese, questa è la sua bandiera. Vi ringrazio tutto, è emozionante, io sono Doreid dell'Associazione Sardegna Libano. Vi ringrazio tanto della vostra presenza, perché la vostra causa è anche la nostra causa. Voi avete le basi, noi subiamo quello che fanno le basi a noi. L'unico,
Si può raccontare? Allora, sì, solo chi ha vissuto la guerra sa cosa significa vivere sotto il bombardamento. È impressionante vedere qua a qualche metro da noi una base dove si esercitano degli aerei o delle basi che poi vanno a sfogare la loro rabbia su di noi, sul Libano, su Gaza, la Palestina. Scusatemi, noi abbiamo subito tanto per questa situazione. La situazione è questa, che loro vengono, si esercitano, poi si sfogano su di noi su questioni che noi non vogliamo subire. Io vi ringrazio per questa presenza, chiedo a voi di continuare, di stare con noi in questa battaglia, perché credetemi, parlare di guerra non è come viverla. Nel 2006 sono stati buttati sopra il Libano delle mine anti-uomo, quasi 3 milioni di bombe anti-uomo sopra il Libano nel 2006. Vi rendete conto che una cosa, è un numero impressionante? Cercate di ragionare su questi numeri. Noi nel mese di agosto, solo nel mese di agosto a Gaza abbiamo subito 2.000 morti, 11.000 feriti. Non sono solo numeri, sono degli esseri umani che hanno perso la vita, delle persone che rimangono menomati, delle persone che sono ferite, delle persone che sono senza case, 70.000 abitazioni. Questi non sono numeri, sono dati. Questione, la colpa non è solo di Sharon, ma anche la colpa di qualcuno che gli permette di avere questo e farci subire questo. Noi siamo stanchi di vivere sotto questa oppressione, credeteci. Io dal 1975 fino a oggi 2014, tantissimi anni sono, quasi 45 anni che viviamo solo nel pensiero della guerra, nel pensiero di non sapere se domani riusciamo a andare al lavoro, se i bambini possono andare alle loro scuole. È questo che noi diciamo basta. Vi ringrazio per essere qui, ma la battaglia deve continuare insieme. Non dobbiamo fermarci, perché qua sono vicino a noi. E io voglio garantire ai miei figli il futuro. Devo dargli la possibilità di poter andare a scuola tranquilli, di poter andare a fare la spesa, a mangiare. Non è che devo subire ciò che io non voglio di avere. Credetemi, vi ringrazio tanto di questo. Cerchiamo di andare avanti, di dire basta a tutto questo. Grazie. Abbiamo Elisabetta Paul, coordinamento Comitati Sardi in Rete, rappresenta anche Non Bruciamoci in Futuro. E poi il senatore dei 5 Stelle Cutti. Buonasera a tutti. Parlo a nome del Comitati Sardo, Coordinamento Sardo Non Bruciamoci il Futuro e Comitati Sardi in Rete. I comitati territoriali e le associazioni che chiedono lo stop immediato alla realizzazione di tutti i nuovi impianti per la produzione di energia da combustione e da rinnovabili non vincolate all'autoconsumo, degli impianti di incenerimento dei rifiuti e del potenziamento di quelli esistenti aderiscono oggi alla manifestata nazionale contro l'occupazione militare indetta per il 13 settembre qui a Capofrasca, appunto. Nell'ambito del percorso intrapreso, i comitati ritengono doveroso e necessario esprimere la propria ferma opposizione e il proprio dissenso rispetto all'insistere sul territorio sardo delle servitù militari, dei poligoni e degli apparati industriali di natura sia civile sia militari fra loro connessi presenti in queste aree. I comitati vedono infatti numerose analogie tra la lotta contro l'apparato militare industriale da una parte e l'opposizione all'odierno tentativo di trasformare la Sardegna in una piattaforma energetica per lo sviluppo della penisola,
cui si collega il tentativo di reindustrializzare le aree industriali contaminate eludendo le bonifiche. In entrambi i casi, infatti, si tratta di contrastare interessi estranei alle popolazioni dei poligoni coinvolti e di tutta l'isola. No, dunque, a poligoni, a esercitazioni e alle sperimentazioni per collaudi civili e militari. Nei centri di sperimentazione di nuovi materiali e tecnologie per le stesse ragioni per cui i comitati si oppongono alla speculazione energetica e alla reindustrializzazione delle aree contaminate. Sia che si parli di servitù, poligoni militari e sperimentazioni per collaudi civili, sia che si affronti il problema delle servitù industriali senza stellette, ovvero di un sistema produttivo energivoro. Le comunità vengono espropriate del proprio territorio e più in generale della possibilità di attivare nuove e più sostenibili linee di sviluppo. In entrambi i contesti si assiste inoltre alla deliberata marginalizzazione di un settore produttivo oggi centrale, quello agricolo, e all'aggravio delle condizioni ambientali e sanitarie. Per questo i comitati pretendono immediatamente bonifiche e la restituzione alle comunità delle terre che appartiene a loro. I problemi posti dalla liberazione e dal risanamento dei territori dalle servitù, con o senza stellette, sono poi resi ancora più urgenti dalla volontà di proseguire il furto del territorio manifestata a suon di decreti dal governo italiano, molti dei quali già convertiti in legge, e di riforme costituzionali. Si è cominciato col decreto Destinazione Italia, che ha di fatto dispensato i grandi inquinatori dagli obblighi di bonifica, promosso dagli accordi di programma per la reindustrializzazione delle aree contaminate e scippato la regione della competenza in maniera di geotermia, dando a quest'ultima la possibilità di proseguire lo scellerato progetto della cattura e dello stoccaggio della CO2 e la possibilità di realizzare un'altra mega centrale a carbone nel Sulcis. Si è poi andata avanti col decreto legge competitività, che ha provveduto ad innalzare le soglie di inquinamento per raffinerie, centrali, acciaierie e poligoni, annullando le operazioni di bonifica. Più recente invece è il cosiddetto Sblocca Italia, che riconosce carattere strategico. Il lessico, si noti, è lo stesso usato per basi ed esercitazioni, ovvero di necessarietà, urgenza e indifferibilità alle coltivazioni e all'estrazione di idrocarburi. Non siamo più disposti a continuare ad accettare una politica dissennata come quella di questi decenni, quella che ha permesso di avere oggi in Sardegna 445.000 ettari di siti inquinati da attività industriale e altri 30.000 tra poligoni e servitù militare, decine di migliaia di disoccupati e un processo di spopolamento pressoché ininterrotto proprio a partire dal varo dei 2 piani di rinascita. Ci opponiamo a una classe politica senza strada e senza visione che ha precipitato un'intera società nella miseria materiale e culturale. Per tutti questi motivi i comitati aderiscono oggi alla manifestazione a Capofrasca. Coordinamento sardo, non bruciamoci futuro, comitati sardi in rete, grazie. Senatore Cotti, e poi salutiamo. Lo sapete che io sono indipendentista, anche se sono al Movimento 5 Stelle, quindi... Allora, io vi voglio dire solo 2 cose, per non togliere spazio agli altri, perché io spazio per parlare ce n'ho anche da altre parti. Intanto è veramente una cosa positiva, bisogna ringraziare gli organizzatori per questa giornata, perché vi assicuro, io che vivo da dentro la Commissione Difesa del Senato, le questioni che riguardano le servitù militari, che nessuno a Roma ha intenzione di dismettere un bel niente. Ci stanno solo prendendo in giro e trattando come al solito come colonia. Perché? Adesso arriva questa
proposta, tagliamo 7.000 ettari, cominciamo da quello, Pigliaro che dice sì, d'accordo, ma lo sapete cosa vogliono fare? Io l'ho sentito dai generali alla conferenza nazionale sulle servitù militari, vogliono ritagliare qualche pezzettino di tutti i poligoni, qualche pezzettino che non serve a niente a loro, alcuni addirittura interclusi, quindi non ci si potrebbe neanche comunque entrare dentro, giusto per far vedere che stanno riducendo, ma le attività rimarrebbero le stesse. Non ci dobbiamo far prendere in giro. Purtroppo la strada è in salita, voi qui sentite, parlate, vedo anche gente del PD, qua quelli del PD sono contro i poligoni, poi vanno a Roma e votano esattamente il contrario. Ecco, e ci siamo rotti le scatole. Io provocatoriamente sulla riforma costituzionale ho anche proposto un articolo che diceva i poligoni militari ci vuole l'accordo, l'intesa Stato-Regione, se no non si possono fare. E quando vedo i senatori Luigi Manconi e Luigi Cucca che mi votano contro anche questa cosa, ma allora il PD ma che cazzo vuole fare? Vuole far finta di fare una cosa da una parte e una dall'altra? Svegliamoci. È importante che rimaniamo uniti, perché veramente per chiudere i poligoni noi ci riusciremo solo quando riusciremo a fare come hanno fatto i nuoresi a Pratobello. Bisogna bloccare le strade, bisogna essere migliaia di persone decise che cominciano a bloccare gli inglesi i poligoni. Non c'è altra strada. Parola di uno che è nella Commissione Difesa del Senato. Grazie a tutti. Abbiamo finito con gli interventi. Noi siamo contenti, non ci aspettavamo questa presenza. Speriamo che sia... Sì. Noi speriamo che questo sia solo l'inizio di un percorso che gli indipendentisti hanno... Gli indipendentisti e qualcuno poi si sta rivendicando queste lotte, ma gli indipendentisti sono 10, 15, 20 anni che lottano su queste tematiche. Noi vi invitiamo a non finire qua, questo è un momento iniziale, non è la conclusione di un qualcosa. Quindi dalla prossime settimane continueremo a lavorare, continueremo a chiamare mobilitazioni, continueremo a chiamare incontri tra tutti quei partiti indipendentisti che sono gli unici che possono portare avanti la liberazione di questa terra. Non disperdiamo tutto quello che oggi abbiamo visto. Grazie di essere venuti. Finza indipendenza. Mi ricordano di ricordarvi che il 23 alla Nusei c'è il processo su Quirra. Cercate di essere numerosi. Il 15 di ogni mese in Piazza del Carmine c'è il sit-in che ha come acronimo SERRAI, sospendere le esercitazioni in tutti i poligoni dove si sono verificate le patologie di guerra, eccetera, eccetera. Ricordo il 15 di ogni mese alle 10, Piazza del Carmine, Cagliari. Che ha trovato un paio di occhiali da vista della signora. La signora come si chiama? No, così la cerco. Ah, avvicinatevi qua al palco, per favore, che ha trovato degli occhiali da vista, la signora non vede. Non vede, senza occhiali.
Dai, staccare. Possiamo attaccare, ragazzi. Dai, basta, faccio la testa a finire. Dai, giù, dai, ci pensiamo, tranquillo. Guarda, guarda il muro, sopra. Lascia un secondo. Grazie.